Buongiorno, siamo con Daniele Drius, titolare dell'azienda Simon di Brazzan di Cormons, che è il vincitore per il 2024 del premio Angelo Betti, la medaglia Can Grande per il Friuli Venezia Giulia. Cosa significa per lei questo riconoscimento? Sicuramente è un grandissimo onore, un onore per noi come azienda, è un onore, chiaramente questo premio è il risultato, penso, di tanti anni di lavoro. E colgo anche l'occasione anche per ringraziare tutti quelli che collaborano con me, tutti i tecnici e soprattutto anche la famiglia che ho alle spalle. Sono tanti anni di legame al biologico, soprattutto anche la gestione del suolo, cercando veramente di credere veramente proprio nella fertilità della terra, un percorso lento che sta iniziando a dare veramente degli ottimi risultati. Ecco, il suo vino, il Pinot Grigio Bio Tradizione, ha vinto la medaglia d'oro al concorso mondiale di Montpellier pochi mesi fa, un altro grande premio. Sì, veramente è la prima volta che esco dai confini nazionali, mi presento in maniera veramente molto umile ad un concorso mondiale con due vini, tra cui il Pinot Grigio Macerato, è un vino che abbiamo iniziato a produrlo nel 2006, quindi tantissimi anni fa, è un vino che ha regalato veramente alla cantina questo grande premio e grande lustro, e poi quello ha iniziato veramente a innescare tutta un'altra serie di bellissimi riscontri, tra cui la conseguenza, penso, anche del premio che riceviamo oggi qui da Verona Fiere, che è una cosa veramente, sono senza parole, ecco, per questo grande riconoscimento. Bene, grazie, molte auguri.